Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, questa settimana insomma è stata come le precedenti, una settimana ricca di notizie dal lato economico e siamo appunto qui per parlarne. Come ho anticipato ad Antonino nella prima parte, parleremo appunto del PNRR e poi nella seconda anche un po', per, stemperare la tensione, andremo invece, a parlare con Michele Damiani, il nostro ospite, quindi responsabile della pagina di Diritto e Fisco, delle novità nel caso Juventus, perché ci sono delle novità, avevo promesso di tenervi aggiornati e così facciamo, e poi ci sarà anche spazio per la cosiddetta riforma dello sport, di cui si parla molto poco, ma che in realtà ha un impatto, molto importante. Bene, allora iniziamo subito. Allora, lato PNRR, sicuramente avrete sentito, perché tutti i telegiornali barra giornali hanno comunque affrontato la questione del PNRR. Quindi si dice che il governo in questione è in ritardo con l'attuazione di diversi progetti, sono a rischio rate dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. E quindi oggi noi cercheremo di fare un po' il punto sulla situazione. Allora, la prima cosa che c'è, da dire è che, leggendo la relazione appunto fatta dalla Corte, dei Conti questa settimana, emerge un quadro abbastanza desolante, soprattutto della pubblica amministrazione. E voi vi chiederete: "Vabbè, ma stavam parlando di PNRR, perché, ci parli della pubblica amministrazione?" Eh beh, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero il nostro PNRR, è legato a doppio filo alla pubblica amministrazione e alla sua ovviamente capacità, quando ce l'ha, di condurre i vari progetti prestabiliti dall'Unione Europea. Ora, il problema è che questo legame indissolubile che c'è, sta creando non pochi, disagi. E perché? Perché quello che è stato evidenziato dalla Corte dei Conti è che il personale attualmente dentro, le varie, pubbliche amministrazioni centrali o locali, quindi non si fa differenza, hanno scarse competenze tecniche, c'è un basso turnover e c'è un'insufficienza digitalizzazione. E tutto questo porta ovviamente a rendere la realizzazione dei vari progetti del PNRR sempre più difficili. Piccola premessa, questo stesso problema era stato evidenziato anche l'anno scorso dalla Corte dei Conti al governo Draghi e è anche presente all'interno della relazione, l'ultima relazione redatta il 5 ottobre da Draghi e Franco, l'ex ministro dell'economia, che faceva una panoramica su dove siamo arrivati con il PNRR e insomma quali sono i passi successivi. Dopo, per completezza, vi andrò anche a dare alcuni numeri. Allora, come vi stavo dicendo, il problema qual è? Che per realizzare gli obiettivi preposti, insomma, dal programma serve un'adeguata capacità di gestione, e amministrativa, che, attualmente, queste competenze la pubblica amministrazione non ce l'ha. Ma perché non ce l'ha? Allora, son diversi le motivazioni, non perché son dei lavativi, quindi non scendiamo in questi, diciamo qualunquismi abbastanza beceri. Il problema qual è? Che dal 2008 ad oggi c'è stata una riduzione di ben 267.000 unità. Questa flessione è legata a delle misure di limitazione della spesa pubblica che sono state applicate a partire dal 2007 con la legge finanziaria e poi reiterate, negli anni, seguenti. Questo però stop, o meno limitazione al turnover, ha avuto però delle serie ripercussioni di cui ovviamente oggi, ne stiamo pagando il prezzo, della serie prima o poi i nodi vengono al pettine. E qual è il prezzo che stiamo pagando? Allora, il primo aspetto negativo è legato all'aumento dell'età media dei dipendenti che lavorano nella pubblica amministrazione. Pensate che nel 2009 gli occupati nella pubblica amministrazione avevano un'età media di 44,8 anni e la maggior parte dei dipendenti avevano un'età che era compresa tra i 40 e i 49 anni, quindi comunque persone, giovani. Dopo 11 anni la situazione è letteralmente cambiata, nel senso che l'età media è salita a
49,4 anni e la classe più numerosa è diventata quelli dei 50 e 59 anni, cioè praticamente quelli che prima nella prima decade avevano appunto 40, 49 anni, dopo ovviamente 10, 11 anni, adesso ne hanno 50, 59. Questo però a sua volta ha delle conseguenze. E perché? Ah no, attenzione, aspettate, perché, un altro fattore che ha contribuito a questa stagnazione, di personale all'interno della pubblica amministrazione, e lo sottolinea la Corte dei Conti, è stata la legge Fornero. Quindi la legge Fornero è stata una sciagura non soltanto, lato mercato di lavoro, quindi che ha creato diverse distorsioni, come dicono molti sindacati. Avevamo avuto qui anche un esponente della CGIL, non so se vi ricordate, che Ezio Cinia, che ci aveva appunto spiegato come la legge Fornero fondamentalmente quasi il male sulla terra a livello di, incentiva di turnover, di insomma, creare una serie di distorsioni all'interno del mercato del lavoro italiano ed eccetera. Perché appunto la legge Fornero, alzando i requisiti di pensionamento, ha costretto i lavoratori a restare ovviamente più tempo, in questo caso all'interno della PA. Il fenomeno però, come vi stavo dicendo, dell'invecchiamento pubblic dell'invecchiamento è ovviamente molto comune, nei paesi occidentali, però nonostante questa, diciamo normalità italiano, ci dice la Corte dei Conti che è piuttosto peculiare. E perché? Perché si va ad analizzare e a capire che tra i paesi OCSE l'Italia è quello dove gli occupati con più di 55 anni rappresentano la quota maggiore, ovvero quasi la metà, dell'occupazione nelle amministrazioni centrali, e solo insieme alla Grecia, quindi sì, siamo in compagnia ma solo della Grecia, quella dove invece il peso dei 18-34 anni è invece il minimo. Quindi insomma anche qui abbiamo un record ovviamente negativo. Il problema però di avere personale, diciamo, meno giovane all'interno della pubblica amministrazione porta alla seconda distorsione. Il secondo problema è che, non c'è il rinnovamento e quindi non ci sono le competenze adeguate, in questo caso per affrontare il PNRR. Perché cosa dice il report della Corte Conti? C'è una scarsità di laureati in materie tecniche, quindi parliamo di ingegneria, architettura e urbanistica, e di quelli della STEM, che sono le classiche lauree in chimica, fisica, informatica, biotecnologie, scienze biochimiche, tra appunto i dipendenti della pubblica amministrazione. Quest'ultime, cioè le lauree appunto in chimica, fisica, informatica, eccetera, sono tra l'altro molto richieste, per governare gli attuali cambiamenti tecnologici, come può essere appunto la transazione digitale, che guarda caso è richiesto anche dal PNRR. Quindi che cosa si è ben pensato di fare? Si è ben pensato di dire alla pubblica amministrazione che può assumere nuove figure, ovviamente qualificate, quindi si parla di figure tecniche, quindi di figure anche poi legate alla parte appunto di laurea, in STEM, però le possono assumere a tempo determinato, quindi i contratti che possono offrire sono a tempo determinato. Piccolo problema: queste ultime figure sono anche molto richieste, dai privati, quindi dalle aziende private, che ovviamente possono anche non offrire contratti a tempo determinato. Quindi che cosa succede? Sentite bene, che la pubblica amministrazione deve competere con il privato, che praticamente 90 diciamo 9 volte su 10 vince. Cosa significa? Che nel privato vanno le persone più preparate, più pronti, insomma su quelle su cui loro puntano, gli possono offrire un contratto magari a tempo indeterminato con più vantaggi, e quindi la pubblica amministrazione rimane quasi sempre, a bocca, asciutta. E quindi anche questo è un problema, anche questo evidenziato in precedenza, a cui non si è risolto. Capite bene che avere delle persone non, competenti, perché non hanno fatto un determinato percorso di studio, a dover gestire dei progetti che invece richiedono queste competenze, diventa molto difficile, e qui poi si va a ricollegare anche la questione del fatto del: "Ho soldi e non so come spenderli", nel modo, ovviamente concreto. Questa cosa è stata anche sottolineata tra l'altro da Franco, quindi ministro dell'economia del governo Draghi, quando nell'ultima NADEF ha appunto spiegato, ha rivisto le previsioni di spesa che il governo avrebbe dovuto fare nel 2022. Ebbene sì, avete sentito bene. Nel senso che anche, Draghi ha dovuto, comunque guardare in faccia la realtà e dire, c'è proprio scritto sulla NADEF, adesso vi vado a prendere, i conti, datemi un attimo. Eccolo qui. Allora, li ho trovati, aspetta che me li evidenzio. Allora, dalla NADEF appunto emerge, che ci sia stata una significativa riduzione delle risorse
spese, quindi di quelle che derivavano dal PNRR, usate nel corso del 2022. Questi sono infatti passati dall'essere 33 miliardi, cioè nel senso che nel documento del DEF fatto nel 2022 da Draghi si era stimato che entro comunque, la fine, dell'anno si sarebbero spesi 33 miliardi, in realtà sono stati ridotti solo a 20,5 miliardi, dato aggiornato nell'ultima NADEF pubblicata ovviamente da Draghi. Quindi fondamentalmente anche Draghi e Franco hanno detto: "Noi non siamo riusciti a spendere 13 miliardi di euro". Ma non solo, perché la cosa divertente è che, loro, e vado a leggere direttamente il testo della NADEF, dicono che sebbene le proiezioni di spese relative al PNRR per il 2023 venga anch'essa lievemente rivista al ribasso, salgono quelle per il 2025 e il 2026. Cioè praticamente che cosa è successo? Se voi vi andate a leggere questo documento, che io come molto spesso, come molte volte dico è importante farsi un'opinione propria, andando anche magari a leggere i documenti che escono dai vari governi, in questo caso la NADEF, ma anche, l'altro che vi dico che si chiama Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 5 ottobre 2022, per farsi una propria opinione, okay, e non leggere quella filtrata da Ehm, se andate lì, nel primo documento, quindi nella relazione di attuazione del stato del PNR, si vede come nei diversi anni, quindi c'è 2021, 2022, 2023, 2024 fino al 2026 ovviamente, si va a sottolineare come c'è nel 2021 è stata una spesa di 5,5 miliardi, nel 2022 15 miliardi, nel 2023 si dovrebbero spendere 40 miliardi. Ora io non so bene, cioè parlo di becera gestione dell'economia domestica, ma se noi abbiamo una spesa da sostenere in tot anni, la logica vuole che magari la spartiamo in modo un po' più equo negli anni, cioè non possiamo pensare di passare da 15 a 40 virgola 5 miliardi nel corso di neanche 12 mesi. Capite bene che è abbastanza, follia, eppure comunque questo è il piano che era stato fatto, da, Draghi e Franco per gli anni a, seguire. Altre criticità che sono state però evidenziate dalla Corte dei Conti, perché come se non bastasse appunto la pubblica amministrazione, ci sono anche nella filiera delle costruzioni. E però la filiera della costruzione è molto importante anche qui per l'attuazione del PNRR. E perché è importante? Perché capite bene che se io devo costruire un ponte o una casa, un qualsiasi altro strumento, chi me lo costruisce? Di certo ci vuole comunque qualcuno nel mondo delle costruzioni, detto in modo semplificato. Allora, che cosa dice la Corte dei Conti? Che questo settore negli ultimi 2 anni ha visto degli importanti aumenti nella domanda, sia a seguito del recupero spontaneo degli investimenti privati, che per effetto dell'intensa attività di ristrutturazione legata, ovviamente lo sappiamo, ai vari bonus e soprattutto al bonus 110%. E che cosa però certifica? State attenzioni, si sono registrati significativi incrementi occupazionali sfociati in problema di reperimento di manodopera. Se a tali tensioni si aggiungono poi anche quelle legate alla dinamica dei prezzi, si è un comparto vicino alla saturazione della capacità produttiva. Quindi, anche qui, abbiamo un attimo dei problemini da risolvere e infatti la Corte dei Conti dice: "Proprio per questo è necessario che bisogna fare degli interventi ad hoc e scusate, per allargare la base produttiva e riuscire di conseguenza poi a tenere il passo con i vari progetti e gli obiettivi del PNRR. Va inoltre tenuta presente la scarsa attrattività che alcuni settori, a elevata presenza di occupati e con skills ridotte, hanno per i più giovani, dato anche il progressivo aumento di tasso di scolarizzazione delle generazioni all'ingresso nel mercato del lavoro. Non a caso, sottolinea, da diversi anni il settore delle costruzioni ha visto un progressivo aumento in presenza dei lavoratori stranieri. Quindi anche questo è un problema, siamo di fronte a un settore saturo, dove tra l'altro poi un settore dove si fa anche fatica a reperire manodopera che è tipicamente è straniera, perché i giovani, avendo un tasso comunque di scolarizzazione più alto, ambiscono a fare, degli altri, lavori. Ma non solo, perché nel settore delle costruzioni, sottolinea la Corte dei Conti, c'è poi anche un bellissimo cortocircuito legato al genere. Allora, partiamo da facciamo un passo indietro. Nel PNRR, c'è ovviamente un focus alla parità di genere, quindi uomo-donna, quindi gli occupati devono essere insomma ci deve essere un'equità anche nella quantità insomma di uomini e donne che lavorano.
Però qual è il problema che dice la Corte dei Conti? Nel settore delle costruzioni, per trovare manodopera, e insomma per portare a termine poi diversi, lavori e tempi previsti, c'è previsto una filiera, ma all'interno di questa filiera, anche per le mansioni che sono comunque da svolgere, è composta tipicamente da uomini, cioè non è un fatto di discriminazione che non si assumono donne all'interno di un cantiere. E quindi di conseguenza loro dicono che, la nuova immissione comunque di personale che ci dovrebbe essere all'interno, del settore delle costruzioni andrebbe, diciamo, contro quanto previsto dal PNRR e quindi di conseguenza sembra tipo Tetris a dirlo, e quindi di conseguenza in altri settori si dovrà cercare di assumere, diciamo, maggiormente, una quota rosa per andare in qualche modo a compensare. Detto ciò, io rimango sempre dell'idea, che, donna o uomini che sia, bisogna assumere una persona in base alla competenza. Poi, se sicuramente si vuole incentivare, sempre più donne, perché questo è vero, comunque è vero che le donne hanno ancora più difficoltà rispetto agli uomini a, soprattutto ottenere determinate posizioni di vertice, certo. Però ecco, non bisogna mai, a mio parere, anche, dimenticare lato competenze, quindi le competenze devono essere sempre un faro, acceso. Poi ovviamente tutte le politiche che vanno a incentivare, il lavoro, diciamo rosa sono sicuramente accettabili. Volevo tornare alle mie 2 amiche, quindi alla NADEF e alla relazione sullo stato di attuazione del PNRR, perché vi ho anche già iniziato ad accennare a 2 punti fondamentali. Il primo, che il governo Draghi ha dovuto rivedere le spese per il 2022 e non ha speso e quindi non ha speso 13 miliardi di euro. Quindi noi sicuramente siamo già adesso in deficit, ma non è che il lascito del governo Draghi era tutto lindo e pinto. Ovvero, è vero che lui ha raggiunto tutti gli obiettivi e i traguardi che erano stati detti del PNRR, ma lato spesa economica anche Draghi non ha speso ben 13 miliardi di euro, quindi non è che anche qui, cioè bisogna un attimo guardare le cose con oggettività. Io insomma non faccio le parti di questo governo, non faccio le parti della sinistra, non faccio le parti del centro, perché vabbè ho mie, comunque opinioni e, ritengo che tutti siano un po' destra, sinistra, centro nella stessa barca, però, mi piace molto guardare i numeri e guardare le relazioni, no, partendo dal presupposto che le relazioni vengono fatte dichiarando il vero, io guardo i numeri e vi dico quello che io vedo. Quindi già il governo Draghi era indietro per 13 miliardi, quindi questo è un'eredità pesante che comunque ci siamo portati. Ma altra cosa divertente che appunto si trovano in queste, relazioni, si trova più che altro questo nella relazione sullo stato di attuazione del PNRR, e riguarda i progetti su cui sono stati fatti degli investimenti. Nel senso che qui viene sottolineato, come 11,7 miliardi di euro sono imputabili a son stati appunto usati, da Draghi in progetti in essere. Ora che cosa significa? Che, sono stati messi dei soldi in tutte quelle disposizioni che erano antecedenti al PNRR e che poi solo successivamente sono stati inglobati all'interno appunto insomma del piano di resilienza del Next Generation EU dell'Unione Europea. E voi dite: "Vabbè, ma di che misure quindi si tratta?" Si tratta di misure che, si trovano in una fase di, attuazione di scusate, in una fase attuativa, più matura. Quindi loro quasi 12 miliardi li hanno allocati in progetti che fondamentalmente non erano da iniziare da zero, ma erano già nella fase avanzata, quindi già verso, la fine. Di quali parliamo? Parliamo degli investimenti relativi alla realizzazione di opere e infrastrutture come gli interventi connessi al potenziamento dei collegamenti ferroviari, gli investimenti legati all'ecobonus, al sismabonus, quelli finanziati a sostenere la trasformazione tecnologica delle imprese, come per esempio il piano 4.0, e ovviamente il testo dice che a partire dal 2023 si prevede invece un sostanziale incremento delle spese legate a nuovi interventi. E anche qui un secondo punto da portare a casa. Altro aspetto, vi ho detto prima che effettivamente è vero che Draghi e il governo Draghi ha portato a termine tutti i traguardi e gli obiettivi che erano fissati per il 2021 e 2022. Ora, io vi invito a però andare a vedere di che cosa si tratta, ovvero entro il 31 dicembre 2021 il PNRR richiedeva il raggiungimento di 51 risultati, 49 eran traguardi
e solo 2 gli obiettivi. Dopo vi spiego. Al 30 giugno 2022 si richiedeva, per l'ottenimento della seconda tranche da parte dell'Unione Europea, di raggiungere 44 traguardi e un obiettivo. Ora, ehm, come vi ho detto, quindi quanto è stato richiesto è stato fatto, ma io vi ho parlato di traguardi e obiettivi. La domanda è: che cos'è un traguardo e che cos'è un obiettivo? Perché qui bisogna un attimo capire. Allora, i traguardi non sono altro che dei risultati qualitativi, quindi si parla di riforme, norme, l'apertura di bandi. Gli obiettivi sono risultati quantitativi e, cito, concreti, oggettivamente misurabili nell'obiettivo dell'attuazione di un determinato intervento. Quindi, tra il 2021 e il 2022 il governo Draghi ha realizzato 93 traguardi, quindi 93 tra riforme, norme, apertura di bandi, eccetera, e 3 obiettivi. Quindi 3 obiettivi, come vi ho detto, sono risultati quantitativi, quindi cose concrete. Mh. Nel 2023 si dovranno raggiungere 43 traguardi, quindi 43 tra norme, riforme, apertura bandi, eccetera, eccetera, e 53 obiettivi. Ora, significa che fondamentalmente da quest'anno in poi ci sarà meno carta da fare e più concretezza da realizzare. E qui è il terzo punto che dovete comunque appuntarvi. Quindi è sicuramente vero che il governo Draghi di norme e l'avvio di bandi. Quindi parliamo di un'eredità, quella lasciata comunque dal governo Draghi, che poi non è così brillante di come invece, ci si potesse aspettare. Dopodiché tutto questo non va a scagionare l'attuale governo, significa soltanto che l'attuale governo al momento si trova un compito molto più arduo a livello di diciamo di traguardi e obiettivi che deve raggiungere rispetto al governo Draghi passato. Questo non è ovviamente una scusa per non raggiungere e non centrare, questi punti, però è soltanto per andare a precisare che alle volte bisognerà essere un po' più oggettivi, nel, giudicare l'operato di un governo di destra, di sinistra o di centro, di qualsiasi altro, partito alieno, insomma, che ci sia al momento al governo. Io capisco che, se bisogna fare l'opposizione bisogna per forza, sparare addosso a chi al momento governa, ecco però, secondo me sarebbe anche più opportuno, riuscire a capire e fare un quadro completo, e non puntare per forza il dito perché quella persona che adesso si occupa di questa cosa è di destra, oppure quella persona che si occupa di questa cosa è sinistra. Capisco che questo modo di pensare non vada di moda all'interno della classe politica attuale, però appunto per questo vi dico, leggetevi i documenti e cercate di farvi appunto un'opinione, vostra leggendo appunto e andando a capire i vari, dati che ci sono. Dopodiché uno nel senso può leggere tranquillamente, i giornali eccetera, però ribadisco fate entrambe le cose, andate a vedere i documenti, andate a leggervi, i numeri che ci sono e poi leggete tutte le informazioni che volete. Bene, allora, dopo questo pippone che vi ho fatto sul PNRR, su quello che dovreste fare, che potete anche non fare ovviamente, tanto ovviamente ci sono io, il vostro faro guida, così suonandomi i violini sotto da sola, facciamo una pausa e poi torniamo con appunto la seconda parte della trasmissione. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Buongiorno, siamo di nuovo in onda. Io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl. Per chi si fosse appunto appena connesso, si è scampato tutta la prima parte sul PNRR. Insomma, se poi volete andarlo a rivedere, lo potete sia vedere su Facebook oppure su YouTube. Ma in questa seconda parte, come avevo anticipato, anche un po' per alleggerire il clima e quindi stemperarlo un po' da questa pressione sul collo del PNRR, parleremo, come vi ho già detto, del caso Juventus e poi della riforma dello sport. E lo faremo con chi lo faremo? Con Michele Damiani, responsabile di diritto e fisco, di Italia Oggi. Ciao Michele, buongiorno. Ciao Giorgia, buongiorno, un saluto a tutti. Allora, io avevo promesso ai nostri, radioascoltatori degli aggiornamenti, nel caso appunto ci fossero stati, sul caso Juventus e così mi pare, di aver capito che ci sono. Questa settimana infatti ci sono delle novità, rispetto a come c'eravamo lasciati insomma qualche settimana passata e quindi ti chiedo sia, di che cosa stiamo parlando, ma soprattutto che cosa implica questo per il futuro. Allora, diciamo che sono iniziate a uscire un po' di indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le future anche pene alla Juventus o meno, ecco. Insomma, facendo un po' ordine, ieri il procuratore Giuseppe Chinè ha chiuso le indagini. Mh, Quindi adesso abbiamo un passaggio che sarà abbastanza rapido in questo mese perché, come molti sapranno, la giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria è una scheggia, anche troppo, forse molte volte è stato contestato un po' alla giustizia sportiva questa sua eccessiva velocità e rapidità. Quindi abbiamo chiuso le indagini, sono uscite fuori nuove indiscrezioni che parlano di una penalizzazione della Juventus ancora più pesante. ah, Ricordiamo che la Juve è stata penalizzata di 15 punti, si vocifera, sono usciti fuori in questi giorni che si potrebbe arrivare a 30, a 40 punti, però poi se si vedono i siti della Juventus ci sono anche un po' più di indiscrezioni verso una possibile anche chiusura e eliminazione anche dei 15 punti attuali mh, che la Juventus sta subendo in classifica. Comunque adesso avremo una serie di nuovi passaggi, il 19 aprile ce ne sarà uno molto importante al CONI, al Collegio di Garanzia, per capire un po' appunto il discorso dei punti di penalizzazione. Abbiamo due processi che vanno avanti, due casi che vanno avanti, diciamo, quello delle plusvalenze e quello della manovra stipendi. sì. Quello delle plusvalenze è quello che viene sempre raccontato un po' di più, è anche più intuitivo, no? Giocatori che sono stati un pochino valutati per la procura, sono stati valutati troppo. Il discorso stipendi è invece che la Juventus, per ora si sa solo la Juventus, aveva chiesto degli accordi ai giocatori per ridefinire gli stipendi, ecco, insomma adesso detto in grandi linee. Perciò abbiamo il 19 aprile questa data importante, intanto abbiamo la giustizia ordinaria in cui è in discussione la sede del processo, la Juventus ha chiesto di cambiare sede, vedremo un po' dove si andrà, ma non solo, perché oltre alla Juventus sono uscite fuori anche altre voci questa settimana. Si Mh. parla per esempio di un interessamento della mia Roma, non nascondo niente, Con io sono questo tifoso Mia della Roma. Roma ricordiamo agli ascoltatori che magari non ti hanno mai ascoltato, anche se ormai insomma sei anche tu un'abitué come ospite, di Tax Girl, che Michele è ovviamente, diciamo così, diamo un indizio, della capitale, senza dire Esatto. altro. Esattamente. No, ma guarda Giorgia, la cosa divertente, sai qual è? Mh, È che questa settimana, per esempio, alla Roma viene contestato uno scambio fatto fra due giocatori che si chiamano Spinazzola e Pellegrini, che ti dico la verità, all'epoca in cui venne fatto lo scambio tutti rimanemmo un po' sorpresi per le mh, valutazioni che diedero ai giocatori, perché adesso Spinazzola, faccio un po' di cronaca anche calcistica, adesso Spinazzola è anche un giocatore importante, è esploso, è diventato forte, ma all'epoca dello scambio era un giocatore normalissimo e fu valutato, adesso vado a memoria, 27 milioni di euro. La Roma in cambio chiede un giocatore praticamente della primavera che si chiama Pellegrini, valutato 22 milioni di euro. Quindi noi quando vedemmo questa operazione qualche anno fa, tutti ci chiedemmo, ammazza che bella valutazione. mh. Da una parte quindi questo fa pensare che, insomma, ecco, era un'operazione un po' particolare, dall'altra mi viene pure da pensare che questa è una valutazione che noi abbiamo fatto quasi al bar, come dire, non con dei riferimenti tecnici. Quindi, insomma, da una parte dici era sicuramente un'operazione un po' particolare, dall'altra dici vabbè, ma era troppo facile arrivare a questa operazione.
Quindi ecco, cerchiamo di capire un po', di sicuro negli ultimi anni operazioni con delle valutazioni un po' particolari, ripeto, ne abbiamo viste, e questa era una di quelle. Certo, quindi insomma cerchiamo anche un po', poi dopo, come ho detto ai nostri ascoltatori, continueremo a monitorare la situazione, a chiamarti anche per capire quale dei due rami, insomma, poi arriverà la Juventus, quindi se quello della togliamo la penalità, oppure se la prima parte che dicevi addirittura aumentano i punti di penalità a Sì. 40, insomma, anche qui poi mi sembra una cosa mostruosa, anche come hai detto tu l'altra volta durante il campionato, no, perché poi c'è anche questo punto che comunque, ricordiamo ai radioascoltatori che nella scorsa puntata anche Michelo giustamente ci ha detto: "Sì, però è anche un provvedimento, insomma, quello che è stato preso, la depenalizzazione, che è arrivato nel bel mezzo del campionato." Poi tu ci spiegavi che, giustamente 2 partite successive, anche per il colpo psicologico, sono state Sì, perse, mi pare una contro il Monza mi dicevi. sì. E quindi insomma, ecco, magari, come anche hai ribadito più volte, sarebbe stato corretto farlo a posteriori, cioè finito il campionato si apriva l'indagine, insomma giungeva alla conclusione che si voleva giungere e poi, insomma, tutti felici o non felici a casa. Ma oltre alla, caso Juventus, che quindi abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti, l'altra cosa che vi ho detto che oggi volevo affrontare con Michele era la cosiddetta riforma dello sport, un tema che non viene trattato, che, però, potrebbe, insomma, ha delle peculiarità interessanti da ascoltare, da capire. Quindi io ti chiedo la prima cosa, diciamo proprio basica: come mai è così importante questa riforma dello sport? E secondariamente, quindi, quali sono le novità principali? Guarda, è praticamente una rivoluzione per il Mh, mondo dello sport italiano. Ti dico due cose senza entrare troppo nel dettaglio per capire perché è così importante. Lo sport era regolato con una legge del 1981, quindi mh, di 42 anni fa. Perciò era assolutamente l'ora di cercare di fare un restyling di questa legge, visto che il mondo dell'81 è un pochino diverso dal mondo del 2023, un pochino proprio. Quindi, prima cosa questa. Seconda cosa, il mondo dello sport ha vissuto fino adesso in un regime un pochino particolare, fatto di agevolazioni, il ricorso a questo famigerato nel mondo dello sport, articolo 67 del TUIR, che in sostanza diceva che sotto i 10.000 euro di compensi annui non si pagavano tasse, adesso l'ho ipersemplificata. E non si avevano neanche le tutele però, cioè i lavoratori sportivi, i dilettanti, non avevano maternità, non avevano assicurazione, non avevano tutele INAIL, non avevano tutele INPS. E in Italia gli sport dilettanti sono tutti, tranne calcio, basket, ciclismo e golf. mh. Quindi per dire, alla pallavolo, dove siamo campioni del mondo e campioni d'Europa, aveva un regime in Italia che era considerato come dilettantistico, ma ancora adesso la pallavolo è dilettantistica e quindi godeva di tutte queste agevolazioni fiscali. La riforma interviene appunto per dire atleti, tecnici e istruttori devono essere considerati come lavoratori di altri settori e quindi devono pagare i contributi, devono avere un inquadramento fiscale, devono avere anche coperture per quanto riguarda la maternità e varie altre tutele che hanno appunto i lavoratori italiani. Quindi da questo punto di vista sembra tutto rose e fiori, perché uno dice aggiungi in un settore delle tutele che prima mancavano, Certo. giustissimo. Il discorso ovviamente è che queste tutele comportano dei costi, Mh. perché prima l'INPS non lo pagavi, adesso l'INPS lo devi pagare banalmente. E quindi c'è una grossa discussione in atto nel settore per capire se questi nuovi costi possano minare la sostenibilità del settore stesso. E allora si discute da un sacco di tempo. Calcola che la legge delega è del 2019, Ah. ora siamo nel 2023 e in questi mesi, in queste settimane è in corso in Commissione Cultura, in Commissione Lavoro della Camera, un'indagine sul lavoro sportivo, per capire un pochino com'è la situazione del lavoro sportivo in Italia, che si chiuderà entro il 30 aprile. Questo perché il 1° luglio entreranno in vigore le nuove norme sul lavoro sportivo e c'è una forte resistenza a far sì che queste norme siano o ancora rinviate, dovevano entrare in vigore a gennaio di quest'anno, oppure modificate. E la modifica dovrebbe andare proprio nell'ottica di calmierare l'impatto economico
mettiamola così, della riforma. E anche il ministro dello sport a Bodi ha detto che sono in corso degli incentivi, il pensare a degli incentivi. Se dovessi dirti con una sintesi cosa prova a fare la riforma dello sport, prova a professionalizzare il settore sportivo in Italia, più tutele ai lavoratori, un contesto più simile a un settore normale, Sì. appunto, ma anche una serie di opportunità in più ai gestori delle associazioni e delle società, che, per dirti una cosa, potranno acquisire personalità giuridica, quindi non mettere i loro capitali a rischio, ma i capitali della realtà che gestiscono. Quindi ecco, il passaggio è quello di cercare di rendere questo settore un po' più simile a un settore normale, e quindi abbia magari più costi sicuramente, ma che possa arrivare a vedere più ricavi. Ti vorrei fare una domanda perché, Certo. insomma un po' da, esterna, quindi potrebbe essere anche una domanda, che, insomma c'entra ben poco, ma, quando facevo io sport anche a livello agonistico, a un certo punto quando si raggiungevano determinati livelli, venivi incorporato comunque anche per, insomma poterti allenare a determinati livelli nella cosiddetta polizia oppure insomma in altri, organi di questo come, polizia mi pare marina, comunque, questi settori Sì. qui. Ti volevo chiedere, secondo te con questa riforma dello sport, ci sarà ancora questo, diciamo, ibridamento, quindi questo dover andare in polizia o nella marina per potersi allenare, oppure volendo uno potrebbe restare nella propria società e percepire, insomma, uno stipendio e insomma con tutte poi le tutele che ci potrebbero essere. Mettiamola così, in Italia c'è questa situazione un po' particolare per cui molti sportivi fanno carriera appunto nelle forze armate, nella Sì. polizia, ci sono anche i vigili del fuoco, le fiamme rosse, le fiamme blu che sono la polizia penitenziaria, insomma ci sono veramente tanti corpi di forze armate e di esercito. Ecco. Fino adesso è servito un po' come una sorta di ammortizzatore sociale, perché gli atleti a 30 anni finiscono, no? Sì. E non tutti fanno i calciatori o i grandi cestisti o i grandi pallavolisti, ma altri fanno delle attività che insomma non gli permettono di fare questi grandissimi guadagni. Perciò inserirsi in un contesto tipo quello dell'esercito ti permette di avere poi anche un futuro dopo il lavoro, come tecnico, ma come anche rappresentante dell'esercito stesso. Io feci un'intervista al generale delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, che mi raccontava un po' come loro prendono gli atleti sono attratti anche dall'idea di avere uno sviluppo stabile. Poi sai, Certo. diventi la Pellegrini, vinci le medaglie d'oro alle Olimpiadi, vai a fare i talent, non hai bisogno di una pensione dall'esercito, Certo. ma quante Pellegrini ci stanno? Una su 10.000. Quindi gli altri 9.999 con l'esercito hanno questa via di fuga, che è una via di fuga che ha permesso anche di raggiungere ottimi risultati. Sì. E ti dico pure, magari non è il sistema dei sogni, perché comunque c'è una forza militare che dovrebbe occuparsi di altro, però è anche un sistema che sta funzionando bene e gli atleti all'interno di quel contesto sono tutelati. Diciamo che, come dicevi un po' anche te, se prima c'era solo questa opportunità per un atleta per avere insomma, un futuro dignitoso, adesso in teoria la riforma aprirebbe anche la possibilità di lavorare nello sport come si lavora in azienda e quindi di forse non obbligare più per forza a passare dall'esercito per avere un futuro stabile. Tutto questo ovviamente si scontra col fatto che il settore sarà in difficoltà con la riforma, bisogna vedere come le realtà adesso attive reagiranno, se riusciranno a resistere a questo ulteriore botta, chiamiamola così, considerando che, come saprai bene, meglio anche di me, negli ultimi anni ecco, qualche difficoltà le realtà produttive del mondo l'hanno trovate tra Covid, energia, guerra, eccetera, eccetera. Quindi già in una situazione economica non troppo florida si inserisce questa riforma. Se il settore sportivo riesce a resistere, è possibile che non ci sia più necessariamente il bisogno di passare dall'esercito, mettiamola così. Ecco, beh, direi che questa comunque è un punto che nel caso si dovesse verificare direi molto interessante per gli atleti. Poi insomma chi vorrà continuare appunto poi magari avere uno sbocco nel mondo militare, una carriera militare potrà sempre farlo, però magari non si è per forza costretti a dover, accedere a quel mondo lì, se no non si può fare sport a determinati livelli. Senti un'ultima domandina,
In settimana, per la settimana, oppure che notizie interessanti ci sono lato sportivo da seguire? Guarda, io mi faccio anche un po' di pubblicità, se permetti, perché stamattina siamo usciti con la pagina di Diritti e Sport di Sì? Italia Oggi e c'è uno speciale tutto dedicato alle federazioni sportive e ai Ah, mandati dei loro presidenti. Perché questa settimana Malagò ha un po' parlato di questa questione. C'è una legge del 2018 che obbliga i presidenti ad avere al massimo 3 mandati. Questo vincolo è atteso il giudizio della Consulta su questo vincolo, perché c'è stato un ricorso al TAR, e quindi abbiamo presidenti che attendono con gioia questo possibile ricorso che gli permetta di aprire la strada ad ulteriori mandati consecutivi. a stare Nell'articolo di oggi attaccati, vedete, sì, esatto, a stare attaccati alla sediolina praticamente. È questo che guarda, noi nell'articolo di oggi cito 4 casi particolari. sì. Allora, uno è quello del nuoto, con Mh, il presidente Barelli, che è un deputato di Forza Italia e mh. che è capo del nuoto italiano dal 2000. Quindi si è fatto 6 mandati, la legge prevede il limite di 3, ma è del 2018, quindi e adesso è attualmente sospeso dalla Federazione Internazionale del Nuoto perché ha avuto delle pratiche un po' particolari, e quindi noi abbiamo un presidente che c'è da 20 anni che però non fa il presidente. Oppure un Perfetto. altro bellissimo è quello del tennis, Binaghi, che è appunto presidente da 20 anni. Adesso la federazione ha cambiato nome, da Federazione Tennis è diventata Federazione Tennis e Padel. Si vocifera che, visto che ha cambiato nome, si considera una nuova federazione e i mandati vengono azzerati. Oppure un altro bellissimo è pure quello delle arti marziali. Abbiamo Domenico Falcone, che è presidente da 9 anni, che succede all'ultimo presidente che era stato in carica per 32 anni. Vabbè, sereno, Quindi ecco, serenissimo. sì, esatto, esatto. E direi Quindi, che no, diciamo che si dice tanto dei politici che vogliono stare attaccati alla sediolina, ma anche nel mondo, diciamo, dello sport la situazione non è poi così diversa, adesso mi pare di capire. guarda, la situazione è un po' migliorata dopo la legge del 2018, se no sarebbe forse anche peggio della politica. Ah, fantastico, Diciamola bene, così. con questa buona novella ci lasci proprio così questo weekend, iniziamo questo weekend con la serenità giusta. No, però ecco, è importante capire che, insomma, le distorsioni ci sono un po' ovunque, anche dove meno te lo aspetti, perché sai, sportività, lo sport è simbolo di appunto, anche mi vien da dire lealtà, insomma, una certa etica, tutte aggettivi positivi e poi dopo invece vabbè, abbiamo Tutto il mondo è capito. paese, mettiamola Tutto il così, mondo è facciamo paese. questa frase Esatto, molto. tutto il mondo è paese. Bene, allora noi siamo arrivati alla fine, della trasmissione, quindi io ringrazio ancora una volta di essere stato con noi appunto Michele Damiani, che vi ricordo essere responsabile di diritti e fisco di Italia Oggi, e come vi ha ricordato lui, se volete insomma, leggervi di di queste chicche che vi ha iniziato ad accennare, comprate Italia Oggi di oggi, questo è un gioco di parole. E quindi grazie ancora Michele. Grazie mille Giorgia, sempre un piacere. E io vi do appuntamento non a sabato prossimo, perché sabato prossimo, amici miei, è Pasqua, anzi non è Pasqua, è Pasqua domenica, insomma siamo lì, ci vediamo ancora quello successivo per nuovi aggiornamenti fiscali ed economici. Avete ascoltato Tax Girl.